Io dovrei fare 1000 premesse, voi capite che una vita è lunga, molti. Però, siccome sono un cronista, voglio fare una notizia fuori sacco. Che cos'è il fuorisacco? I vecchi cronisti sanno che una volta, negli anni 50, 60, anni 70, anni 70. Con la Olivetti 22, no? Non quella del mitico Montanelli, per carità, con le nostre Olivetti, no? Si batteva servizio e poi si impostava in una busta dove era scritto fuori sacco, cioè in sostanza non veniva messa nella posta comune, ma arrivava direttamente al giornale quando arrivava, perché certe volte io ho trovato fuori sacco in mezzo alle rotaie, perché ovviamente in Italia succedono molte cose, quasi tutte buone, quasi tutte. La notizia fuori sacco che potrà dispiacere per esempio a Dennis Guzzolin, che è il segretario del senatore Paolo Scarpa, che ho pregato tramite Guzzolin di interessarsi di un grosso problema di Portogruaro. La notizia è questa, in sostanza, molto rapidamente. Fino agli primi anni 90, Portogruaro era una unità istituzionale da sola. Gli unici comuni costituivano avevano una loro coesistenza unitaria. E fra queste anche l'ospedale di Portogruaro, che faceva parte dell'unità sanitaria numero 14. E le cose andavano bene, ma non perché lo dico io. Esisteva una commissione romana di esperti, la quale visitò tutti gli ospedali della provincia di Venezia, facendo poi una classifica. E i documenti, ripeto, ci sono, basta guardarli in archivio dell'URSS. Portogruaro fu trovata, fu considerata, fu descritta e fu scritta come il primo ospedale in assoluto della provincia di Venezia, non per postiletto ovviamente, no? Per servizi, eccellenze o altro. E questo fa piacere. Poi il disastro, secondo il sottoscritto, il disastro di aver incontrato il San Donatese, una città splendida. Noi siamo a malapena 25.000 abitanti, con 1.000 stranieri, che sono i benvenuti. San Donato 50 mi sembra, no? Bravissimi. Nei primi anni 90 ci fu una decisione governativa per cui le aggregazioni istituzionali di un certo tipo dovevano avere almeno 200.000 abitanti, quindi portoghese e San Donatese. E da lì sono nati tutti i guai, almeno per quanto riguarda l'ospedale. L'ospedale che è la prima fabbrica di Portogruaro, anzi è l'unica fabbrica di Portogruaro, per personale, ma è la fabbrica della sanità. Quindi io so che cercherò molta gente perché hanno sentito parlare dell'ospedale, ma la verità è questa, che in questo momento esiste un piano sanitario regionale che tutti hanno o che tutti possono avere e che non è ancora approvato. In questo piano, dirò che nel frattempo, non so come, non so perché, a San Donato ci sono delle lobby in senso lecito per carità, l'americana, no? Interessate a un ospedale privato di zona, a un ospedale turistico, Jesolo, che ha ben 5 milioni di presenze, mi sembra, no? 5 milioni. Milione era 6, Jesolo 10. Sì. Però se Jesolo con 5 milioni di presenze vuole l'ospedale, noi scioccamente diciamo Bibbione ne ha 6 milioni, facciamo un ospedale anche a Bibbione, ma non lo diciamo, perché ci riteniamo persone per bene. Ora, il piano sanitario regionale non è stato approvato, ma è noto a tutti. E per quanto riguarda
un reparto importantissimo come quello di ginecologia, il reparto per bambini, dove esiste un'eccellenza riconosciuta dagli stessi gestori dell'ULSS numero 10. Siccome è scritto in questo piano regionale che non è approvato, che rimarranno in piedi soltanto le ginecologie che avranno almeno 1000 nati all'anno, Portogallo ne ha soltanto 700, ripeto, con una organizzazione riconosciuta e eccellente dagli stessi dirigenti, una direzione, cioè dirigenti che vorrebbero portare questi sanitari della ginecologia a Sandoná, no? E allora si continua a dire dappertutto che bisogna chiudere. Oggi è apparso come Cuzzolini saprà, una precisazione da parte del direttore sanitario, sarò brevissimo. Il direttore sanitario quale dice, ma non è vero, dice, è un falso allarme per pediatria e ostetricia. Tutti i falsi allarmi del passato, compreso il Torino, chirurgie, tutti i falsi allarmi che poi sono stati veri purtroppo, no? Per merito di chi? Per merito di Sandomatesi. Io non dico per colpa. Sono bravi, bravissimi. Hanno una lobby per il ritorno, hanno una lobby per lobby, ripeto, per non essere frainteso, correttamente e di pieno diritto. Hanno una lobby per Jesolo, hanno una lobby per l'ospedale di San Donato di Piave, e noi abbiamo un ospedaletto che era il primo in assoluto per eccellenza fino a quando non si è impattato con l'altro. No? Vuoi tu sposare? No, dice il prete, no, anche a me ha detto, no, vuoi tu sposare il presidente? E io, sì, vabbè, è andata bene, per carità, no? E così è successo per Santa Livia. Ora lui disse, in questo servizio, quello che mi dà fastidio è questo, no? Che si dice che non è vero che soltanto quelli che hanno più di 1000 nati all'anno avranno ginecologia, ma si prevede anche, in caso di eccellenze, che i nati compresi, cioè che i punti dove ci sono nati fra i 500 e i 100 possono rimanere. Ma io non ho letto questo. Nel piano regionale, che è già diffuso, non approvato, e qui ha ragione l'amico Cuzzolini e ovviamente anche il direttore, non è approvato, quindi dice non è approvato niente. Ma non è un falso allarme, è un allarme vero. Perché? Perché si legge sui giornali che ci sono stati incontri segreti. Il termine non è mio, ma è del giornale. Segreti a San Donato di Piave. C'è un presidente del Consiglio dei sindaci dei due mandamenti, ci sono due presidenti, uno generale e uno sanitario. Sia per il generale che per il sanitario c'è 3 anni uno, 3 anni no. Da 4 anni c'è un presidente sanitario diventa totale contro lo statuto ed è del San Domatese, perché hanno detto la presidenza sanitaria è importante. E questo sfido chiunque, dai ministri ai sottosegretari come è bello, a dirmi che non è vero. C'è uno statuto ben preciso della conferenza dei sindaci e San Donato con il ricatto, perché io ero presente, ero vivo allora, io sono rimasto vivo fino al 2008, poi ho avuto tante cose e se mi guardo spesso l'orologio non è un orologio, ma è un contapulsazioni. Quindi il mio è uno spunto per dire, io spero che intervenga il suo amico, il nostro amico Paolo Scarpa, di cui ho grandissima stima, no? Perché a Portogallo mi sembra che
la politica latita un pochino. Quando dico politica intendo la politica in generale, non il partito XY o Z, latita. E mi fermo. Chiedo scusa, ma ci tenevo a dirlo. Guardate, quello che ho detto è tutto non giustificato, è tutto vero a mio avviso, ma si sta poco a vedere se è vero. Grazie, scusate. D'altra parte mio fratello, e ho finito, che è un buon prete, infatti crede in Dio, no? Mi dice sempre, stai zitto, non parlare, stai zitto, perché non cambia il mondo e paghi tutto. Io non ho cambiato Portogallo e ho pagato.